Al via ieri, nella giornata di domenica, il 78esimo Mandorlo in Fiore con la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, bambini. Da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria, un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni con una prospettiva rivolta al futuro, all'inclusione e all'integrazione. Tanta la gente che ha assistito all'evento, complice anche la bella giornata di sole, provenienti da tutta la Sicilia e non solo, che ha potuto vedere l'esibizione dei gruppi che hanno partecipato con le rappresentanze della Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Messico e Perù, Romania, Serbia, Ungheria e Ucraina, presenti anche gruppi di 6 nazioni per i bambini del mondo, il Costa Rica, la Bulgaria, il Kirghizistan, la Macedonia, il Messico e la Polonia, con tanti gruppi folk e il corteo storico. Ad aprire la sfilata il carro del Mandorlo, con in testa l'assessore Cantone e il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Sindaco, una battuta sulla sagra, la sagra più costosa dell'anno? Ma non è più costosa perché quello che si spende ritornerà sicuramente sul territorio. Abbiamo tutti i locali pieni, abbiamo tutti gli alberghi, tempi sold out, è qualcosa di meraviglioso. Se voi vedete la prima domenica di solito non c'è mai questo afflusso di gente, questo gran numero di turisti. Durante la settimana avremo anche degli eventi collaterali, quest'anno novità anche lo show dei droni proprio sul Tempio della Concordia per lanciare questo messaggio di pace in tutto il mondo in un momento così travagliato. Signore, io sto lavorando, lo so. Sorrida signora, sorrida, oh bravo.
Il Valdagragas presente anche quest'anno? Sì, diciamo, ci avviamo al 75esimo anniversario il prossimo anno e quindi è una grande gioia ancora una volta essere presenti con il Valdagragas in occasione di questa gran bella giornata. Grazie alle vostre emittenti, al lavoro che fate per diffondere ulteriormente la sagra e l'immagine di Agrigento. Scusa. Andiamo a Giardione. Siamo passati dalla neve al mare. Ma poi da dove venite? Vicino alla Francia, a 800 metri d'altezza, vicino 60 km da Torino. Il nome. Giardione. E siete decisi di venire qua a fare la sfilata? No, dobbiamo ringraziare il paese di Agrigento che ci hanno invitato e ci hanno dato questa. Ma queste maschere sono con voi? Sì. E cosa rappresentano? Rappresentano sono dei vestiti storici del 1200 e fanno dei balli celtici. I cappelli rappresentano la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, quindi fanno dei balli per Ciao! Sì.
bellissimo. Ah, grazie! Castelvetrano? Castelvetrano? Mi dica qualcosa signora su questo gruppo? Salve, noi siamo dell'Associazione La Perla Imperiale. Siamo un corteo che sfiliamo in abiti storici del 1550 e 1600. Rappresentiamo la nobiltà di Castelvetrano, quindi i principi Giovanna Pignatelli. Noi ci occupiamo anche della festa del santo patrono che è San Giovanni, organizzando il corteo di San Giovanni, quindi rappresentando tutta la vita, dalla nascita alla morte. Grazie. Se lei mi vuole dare un attimo, mi dica qualcosa velocemente. Salve, buongiorno a tutti, grazie, ringrazio Agrigento per essere stati oggi qua in questa sagra delle 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. Veniamo da Castelvetrano, siamo un gruppo di 80 figuranti e ringrazio Ecogreen, ringrazio il presidente Marcello Giavarini per averci dato la possibilità come sponsor ufficiale per questo evento. Grazie, buona giornata. Voi sempre presenti, eh? Come? Sempre presenti. Sempre presenti sia fratelli Prontiforti, conti di Cammarata e duchi di San Giovanni Termini quest'anno come ambasciatori di pace 2026 e viva le donne! Grazie! Un attimo. Piace l'Italia? Piace Agrigento? Un saluto per Agrigento. Un saludo desde México para Italia. Gracias. Passeggiare in mezzo ai gruppi, per favore. Di lato, di lato. Ah, faccio sto lavoro.
Cosa rappresentano queste cose? Le candelore di Sant'Agata. Le candelore di Sant'Agata. Voi a dove venite? Da Catania. Da Catania. Bene.